Bene, Uggias, andiamo all'Italia dei Valori. In questo settore voi proponete istituire innanzitutto corridoi umanitari per evitare le tragedie del mare, ma dove e come dare un futuro a queste masse di persone disperate? Allora, intanto ricordiamoci che queste persone hanno, ai sensi delle regole europee, dei trattati, diritto di stare in Europa, nel senso che sono per lo più popolazioni che arrivano da un continente in cui c'è guerra civile, c'è persecuzione religiosa, ci sono situazioni che l'Unione Europea riconosce come meritevoli di tutela. Quello che non possiamo accettare è che questo status venga accertato dopo che attraversano il Mediterraneo, dopo che corrono il rischio di affondare, come abbiamo visto. Non è inutile che facciamo i coccodrilli, ci mettiamo a piangere quando vediamo centinaia di bare a Lampedusa o in territorio italiano. Quindi si accerti il diritto di queste persone a poter stare in Europa, non in Europa in frontiera, non a Lampedusa, non soltanto in Italia o in Grecia o a Malta, perché questi sono i paesi insieme alla Spagna dove si concentra la pressione, ma nei luoghi poi dove possono stare dignitosamente anche dal punto di vista economico.